Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Come vedete sono minigame di Minecraft nel server degli Epixel e quest'oggi ragazzi andremo a giocare le TNT tag e sostanzialmente questa modalità consiste nello scappare da chi ha la TNT. Avete mai giocato? Ce l'hai? Ecco, quello. Solo con la TNT. Vedete che c'è dentro la TNT? Io per diciamo, loro, il loro compito è sostanzialmente attaccarla a chi non ce l'ha per liberarsene e io devo scappare da chi ce l'ha. Quindi, tipo, devi scappare! Ho preso, appena sto picchiando lì, ma adesso mi vuoi fare e sostanzialmente vince chi rimane vivo. Questo c'è una 20 e non mi ha calcolato. All'inizio è un po' casuale. Come vedete in alto a destra ho scritto effettivamente quando esplodono le TNT. Chi ha la TNT ed esplode, ora sono saltate in aria un po' di persone. Infatti siamo in 21, non so prima quanti eravamo, ma questi sono dettagli. Però in teoria spawnano persone che potrebbero avere la TNT, quindi questi qua, perché sono fermi? Di sotto. Di sotto. Oh, Amarolo. Ah, figlio dai puttana. Ok. Cioè, alla fine scappa, corri, scappa, corri, scappa, corri, scappa, fuggi, vai addosso, corri, scappa, fuggi, corri, scappa, fuggi, corri. Ah, aiuto! Ok. Dovremmo essere in salvo qua. Ah, mi sembra che sì. Non ho esploso. Non ho ancora avuto la TNT. Finora. Mo lo sto bufando tantissimo. No, mi prende con la TNT. Ok, siamo rimasti in 12. Mm. C'è uno con la TNT. Chi mi ha spinto? Certo che tiene proprio qualche neurone in meno, ecco. Quindi scappa, corri, scappa, esploso, per quanto non lo uso io, per quanto non salta il mio personaggio, perché non salti, perché non salti, perché non salti, appunto ce l'ho dietro, in realtà non è vero, non ce l'ho dietro, però ce l'avevo dietro, tipo mi sto... Oh, qua non mi caga nessuno. Vediamo questi 17 secondi qua. Se passa una persona qua in teoria non mi vede. In teoria. Sono un po' scuro, dai, come fai a vedermi, dai? Se mi arriva da lì. Vabbè, esplodono. Ovviamente, raga, appena si arriva a 0 secondi si dà un po' di tempo per tipo magari una persona oh, sta per dare, si aspetta un po' di secondi per tipo chiarsi un attimino. Ragazzi, quando in teoria, diciamo, come fossero gli ottavi di finale, ma non è proprio così, in teoria si rispawnano, anzi, tutti al centro e secondo me come inizio, ma solo che se meno personaggi, non so se mi avete capito, mi sto spiegando malissimo perché è prima mattina e quindi io sono un po' fuso. Ecco, questo dice aiuto, scappa, si stanno a menare, stanno a menare. Corri, scappa, fuggi, corri, scappa, non posso saltare qua.
Dico che nessuno mi vedrà. Trallallero, trallala. Speriamo. Sposta. No, facciamo tipo così. In teoria veniamo risparati al 5. Siamo in 4 vivi, raga, è la prima partita. Oh, ecco, ce l'ho Riff. Tipo Riff. Vabbè. Ah, prendi sta cosa, prendila, prendila, muoviti, vieni qua. E che mi spinge a fare di sotto? Dai, devi scappare da me, non mi dovrei spingere sotto. Oh, sentiti, sentiti, attaccatela. Cioè, tieni, è tua, te la regalo. La vuoi? Ah, dai, e vabbè. Però siamo arrivati quarti. Ci sta. Come prima partita del giorno, ci sta, dai. Buongiornissimo caffè. Non devo registrare di prima mattina, però è l'unico momento dove mia sorella dorme e i miei genitori non ci sono, così non possono fare bordello. Che mio padre non sta a giocare. Sta la sera, ma così. Ma questo? No, no, tieni tua, te la regalo. Ciao. No, levati. Oh, sì, permesso. Ho permesso, non so. Oh, mi sta dietro, corri, 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 4, 2, 1. Esplodi! Oh mio Dio. Ok, avete visto vero che mi stava tipo dietro? Non mi sto. Vedo tranquillo. Nessuno mi vede, giusto? Spero di sì, però è un po' noioso, quindi io sono un pazzo maniaco. Quindi salgo di sopra, ok, 23 vivi. Oh, quello ha la GNT. Ma che mi spingi giù? Ah, dai via, vai. Vabbè, vorrei trovarmi. Stavo per dire, vorrei trovarmi un tizio con la che mi va contro. Vediamo un fight tra nemici che si attaccano uniti nel loro habitat naturale. E vabbè, non so parlare. Perché si trasformano in polipi? Nice. No, dai, ma perché io? Vabbè, se poi casco pure. Ce l'hai, ce l'hai. No, non ce l'hai più, però. Quindi, vabbè, ma ci stiamo picchiando noi tre che abbiamo la TNT, ma dai. Devo dare a qualcuno, devo dare a te, devo dare a te, devo dare a te, lo devo dare, lo devo dare. No, questo. Scappa. Ah, no. Vieni. Per quanto ho visto il countdown, ho detto, mo gliela appiccico all'ultimo. Ma dai. Ragazzi, scrivete nei commenti se un po' di minigiochi ci stanno per staccare un po' dal solito Minecraft normale nella serie. Vorrei fare due nascondino, però il problema è nascondino che è un altro server che in questo momento è in manutenzione, quindi non lo posso fare. Tipo, penso oramai, non so, 10 giorni perché stava scritto. Lo posso registrare ma non credo perché non so cosa gli sia successo. Ogni giorno che ci provo ad entrare mi dice sempre 10 giorni rimasti, 10 giorni rimasti, quindi non lo so. Qui c'è un'ora di NT e quindi me ne vado. Poi se metto il bianco e nero in questa mappa, manco se no. Brutto stupidino.
dai, ma in volo? Com'è possibile questa cosa? Non gli ho data? E già c'è la testa quadrata. Se poi... Dai! Ragazzi, la mia interruzione stavo controllando anche il fatto di OBS, mannaggia me. Prendila e stai zitto pure, ok? Stavo dicendo, facciamo l'ultima. No! E vabbè. Mi stai un po' antipatico, signor Roccia. Signor Roccia. Non ti ho preso, ma dai. Oh, nu, nu. Ecco, signorina, puoi andare a fare in brodo. Mi stai seguendo, giusto? Mi stai seguendo. Porca di una tro... Oh, no, non correre perché non correre, non correre, non correre, non correre, non correre. Tua sorella è impanata. Vabbè ragazzi, penso che il miglior risultato sia stato la quarta posizione di prima, per capire quanto sono scarso a questo gioco, ma niente, penso che per questo video sia tutto, un video così abbastanza breve rispetto a quello della, magari del video della serie principale, ma non so se uscirà prima o dopo questo, non lo so. E comunque è un video così veloce per staccare un po'. E niente, direi che per questo video sia tutto perché stavo bruciando, ma vabbè. E niente ragazzi, penso che per questo video sia tutto. Vi ricordo se vi piace questo video di iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella, non lo dico mai, ma è importantissimo, così vi arrivano tutte le notifiche e video inerenti al mio canale. Se ti levi dalle palle, ci faresti un piacere. E niente, per questo video è tutto. E niente, per questo video è tutto. Ciao ragazzi. E niente, per questo video è tutto. Ciao raga. Zero win, ma dai.